Ciao a tutti, eccoci di nuovo qui. Vediamo come andrà oggi, se oggi riusciremo a fare delle belle partite. E ecco qua abbiamo il nero, giochiamo contro un avversario francese, giocatore con 1684 puntielo, che ci gioca di 4, un'apertura molto solida. A questo punto, contro di 4, cosa giochiamo? Giochiamo qualcosa di aggressivo. Giochiamo cavallo F6. A questo punto, spesso, ok, hai giocato C4. A questo punto, giochiamo C5 per, per fargli prendere delle decisioni. Io ho giocato D5. Ok, a questo punto abbiamo due opzioni interessanti. Potremmo giocare due aperture molto agguerrite. Una è il gambetto Benco, l'altra è la Benoni. Giochiamola Benoni. La Benoni è una difesa molto rischiosa, che ora catturiamo, giochiamo di 6, dove gli lasciamo il centro, però abbiamo una maggioranza nell'ala di donne, potremmo usarla per ottenere del controgioco. Ora giochiamo G6, giochiamo a giocare alfiere G7, arrocco e fianchettare il nostro alfiere. Ok, il bianco gioca a cavallo F3, a questo punto giochiamo, potremmo giocare anche A6 prima di tutto, perché a volte vogliamo giocare B5. Bianco gioca a 4, ora abbiamo meno spazio, una regola importantissima, quando abbiamo meno spazio bisogna cambiare i pezzi. Giochiamo alfiere G4, alfiere 2, ora alfiere G7. A questo punto siamo pronti ad arroccare, giocare cavallo di 7, ok, ora arrocchiamo. Questa posizione non è male. Certo, è un'apertura molto aggressiva, ok, il bianco gioca cavallo di 2, a questo punto cambiamo. A questo punto catturerà di donna, giustamente, e ora sviluppiamo il nostro cavallo. Cavallo BD7. A questo punto abbiamo terminato lo sviluppo, posizione non è male. Ora, ok, giocato cavallo C4, ok, come vi avevo detto, in questa posizione abbiamo meno spazio, dobbiamo cambiare i pezzi. Quindi qua cavallo B6, non è male. Vogliamo cambiare i pezzi perché ci sono meno pezzi leggeri, saremo meno in ristrettezza di spazio. Ora un piano potrebbe essere giocare torre 8, fare pressione sulla colonna E, ok, non dimentichiamoci di catturare perché sennò rimaniamo con del materiale in meno. Ok, il nostro avversario ha giocato A5, adesso possiamo spostare potremmo giocarla, potremmo spostarla in una casella attiva, però ho paura che se la metto in una casella troppo attiva magari potrebbe inseguirla, quindi la donna può tranquillamente tornare in D8 o in C7, penso che non ci sia nulla di male nel metterla in C7. Ora un piano potrebbe essere torre 8, potremmo giocare B5. Il nostro controgioco arriverà nell'ala di donne, il cavallo potrebbe andare in D7, poi in E5, in C4, ok? A questo punto F3, mossa interessante, che torre 8 non penso che possa essere cattiva, quindi la giochiamo, torre 8. La posizione sì, davvero molto interessante. Ora abbiamo creato un attacco raggi X, la torre sulla stessa colonna della donna, che alfiere E3, mossa non può essere, non è male. Una mossa sinceramente interessante. A questo punto potremmo giocare B5 oppure potremmo manovrare con il cavallo per andare in E5, a volte anche per giocare F5. Secondo me non è male giocare B5. Ci ne vogliamo leggermente il pedone A, però anche il pedone in B2 potrebbe essere debole. Quindi potremmo giocare B5. Abbiamo una maggioranza, ora mi aspetto la presa en passant. Sua per B giocheremo donna per B. Ok, donna per B. Ora 6 è un po' una debolezza, se guardate la struttura, abbiamo la struttura che non è molto compatta, questo è un pedone isolato, però anche B2 è un pedone isolato. Quindi le due cose un po' si equivalgono, potremmo raddoppiare le torri, potremmo portare il cavallo nell'ala di donna, la donna potrebbe andare in B4, il cavallo può andare in C4. Certo, sono alcune cose che potrebbero preoccupare, magari, non so, la donna potrebbe essere sulla stessa diagonale dell'alfiere, però non si può avere tutto, no? Ok, a questo punto direi di... il nostro cavallo non fa molto, direi di migliorarlo. Cavallo di 7. Eventualmente potremmo andare in E5, D5 potremmo andare in C4, dove manovriamo contro... dove creiamo pressione contro tutte le sue debolezze. Il cavallo si potenzia. Vedete, dovete sempre cercare di migliorare i vostri pezzi. Volendo
La torre potrebbe andare in B8, debolezze B2, cavallo in 5. Vedete che l'alfiere ora è aperto. Questo è un alfiere in fianchetto che è sulla grande diagonale, un alfiere molto forte. Prima era bloccato dal nostro stesso cavallo. Ok, il nostro avversario ha giocato torre B1. Adesso penso che cavallo E5 sia una mossa molto logica. Cavallo E5. Andiamo a portare il cavallo in C4. Questa casella è molto forte. Ok, B3, giustamente. Il nostro avversario si difende dalla nostra idea. A questo punto penso che non sia male migliorare la posizione della nostra donna, giocando donna B4. Che donna A5 potrebbe essere. Interessante. Donna B4 crea un po' di pressione contro il cavallo C3. Cattiva non sarà. Donna B4. Ora abbiamo delle idee. Ora creiamo pressione contro questo attacco. La donna crea pressione, difeso dalla donna, però anche attaccato raggi X dall'alfiere. Questo si chiama attacco raggi X. E potrebbe significare che abbiamo una scoperta di cavallo. Per esempio potremmo... Ecco, ora per esempio, qua abbiamo già un metodo di guadagnare il materiale. Ok, qua adesso potete vedere uno sfruttamento dell'attacco raggi X. Ok, cosa sono i raggi X? I raggi X sono dei raggi che attraversano i materiali, attraversano le pareti, no? A scacchi si dice attacco raggi X quando un pezzo sta virtualmente attaccando un altro, non c'è un altro pezzo sul suo cammino. Questo significa che facciamo un attacco, se spostiamo il cavallo potremmo creare un attacco di scoperta. Usiamo quindi il pezzo kamikaze, il cavallo si sacrifica, e cattura in F3, apre la diagonale all'alfiere, con pressione sul cavallo in C3. E quindi questo è un sacrificio momentaneo di cavallo che ci ha permesso di creare un attacco di scoperta. G per F3, come conseguenza abbiamo guadagnato materiale. A questo punto cosa fare? Si potrebbe giocare alfiere per C3, però sono tentato di essere fedele ai miei principi e semplificare la posizione. Sai, sono molto tentato di giocare donna per C3 e provare a cambiare tutto, perché abbiamo un pedone in più nel finale. Però, dopo che il pedone G è scomparso, il suo re potrebbe essere debole, quindi potrebbe essere molto interessante mantenere donna a scacchiera. Sto valutando, non so cosa fareste, sono due posizioni promettenti, però a scacchi non c'è una verità assoluta, no? Bisogna prendere una decisione. Fiere per C3 forse la posizione un po' più agguerrita, però donna per C3. Giochiamo in vecchio stile. Vecchio stile posizionale, cambiamo le donne, cerchiamo di entrare in un finale. Il finale non sarà cattivo. Ok, ci pensa lui a evitare il finale, però a questo punto un altro attacco da Gix. Torre contro la donna. Cosa significa che se apriamo la colonna E possiamo fare dei danni? Ebbene, apriamola. F5. Ora la donna in E2 potrebbe avere dei problemi, no? Sulla colonna E. Ok, torre C1. A questo punto dobbiamo spostare la nostra donna, perché se rimane in presa potrebbe essere un problema. Potremmo ritirare la donna in E5, dove si continua a fare pressione sulla colonna, in F6. Entrambe le mosse sembrano interessanti. F6 va bene, così stavo... Forse in E5 potrebbe essere un po' più attiva, quindi se siete d'accordo la metterei in questa casella. Chiamo donna E5. Una donna centralizzata, un pezzo centralizzato va sempre bene. Proviamo pressione contro E4. Ora mi aspetto che giochi torre C4. Sì, torre C4 per provare a difendere il pedone. Buona mossa. A questo punto catturiamo. La sua posizione non è facile. Per E4, molto bene. A questo punto abbiamo pressione contro E4, però è riuscito a difenderlo in modo molto, molto elegante. Potremmo cercare di legare i suoi pezzi alla difesa delle debolezze, quindi possiamo giocare torre, la torre più passiva è questa torre, possiamo giocare torre B8, qual è torre B8? Eventualmente potremmo legare e vincolare la sua torre alla difesa di B3, potremmo giocare torre B4 per offrire un cambio di torre, vogliamo cambiare il difensore del pedone in E4. Tutto sommato, cosa funziona ancora bene? C'è sempre un attacco raggi X contro la sua donna. La situazione mi sembra promettente. E donna di 3. Perché adesso, come sempre, è difficile rompere le sue difese. Perché stiamo meglio, però ancora non si vede una strada chiara verso la vittoria. Vorrei giocare torre B4, ma ho paura di semplificare un po', ho paura di creare debolezze nel mio campo. Però più guardo torre B4 più mi attiva, più mi attira. Sapete perché mi attira torre B4? Perché se lui cattura in B4 sembra che non abbia modo di difendere questo pedone. Quindi giochiamola.
torre B4. Perché sto cercando di cambiare il difensore di questo pedone, del pedone 4. Devo cambiare la torre, se non mi cambia C per B come fa a sostenerlo? Sì, sì, penso che aver attivato questo pezzo, che era il pezzo più passivo, abbia portato dei benefici grandissimi. Sì, lui ha giocato torre C1, ha dovuto giocare torre C1, però quando la sua posizione è difficile difendere tutto. Ora noi dobbiamo cercare di attaccare il più cose possibile finché lui non perderà il controllo. Ora abbiamo vari piani. Un piano potrebbe essere cambiare le torri, lui cambierà e poi provare ad attaccare e trasferire il nostro attacco sull'ala di re. Un altro piano potrebbe essere creare pressione contro il pedone in B3. È quello che faremo. Mi piace torre B8. Ora il pedone in B3 è sotto attacco. I nostri pezzi si stanno attivando in questo senso. Ora sì, il pedone in B3 è una debolezza. Lo vogliamo attaccare. Non so bene come fa a difenderlo. Sembra che le sue risorse si stiano un po' esaurendo. Che non è facile qui. Se cattura l'altra torre... No, scusate. Se cattura, catturiamo di torre. Ok, ora catturiamo di torre. Questa torre entra in gioco. E 4 continua a essere debole. Ora ha giocato torre C4. Ora è lui che vuole cambiare i pezzi. Però... ancora vedo delle difficoltà nella sua posizione. Penso che un piano estremamente interessante potrebbe essere dare scacco. Che ora siamo penetrati nella sua posizione. Il suo re è sotto attacco. Volendo la donna potrebbe andare in A2, da dove pressiona V3. Oltre l'alfiere può andare in E5, da dove potrebbe attaccare H2 in alcuni casi, che è una casella chiave per attaccare il suo re. Sì, diciamo che la situazione non è rosea per il bianco. Torre C1, che adesso potremo tornare indietro, possiamo andare in A2, dove facciamo pressione contro questo pedone. Bene, sì, sembra che alla fine la nostra strategia stia funzionando, almeno sembra, poi bisogna sempre aspettare prima di cantare vittoria, perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Però diciamo che ora è un buon segno che non vedo una buona mossa per mantenere questo pedone. Più che alfiere E5 non è male, magari gioca torre B1, alfiere E5, guardiamo l'ala di donna, e stiamo minacciando l'ala di re, stiamo minacciando Matto, non lo vede Matto, sarebbe carino però. Niente, non sa bene cosa farà. Ah, tra l'altro abbiamo 38 secondi nel frattempo. Mi era sfuggito questo piccolo dettaglio. Il tempo continua. Ok, torre B1. Alfiere 5 ora. Alfiere 5. Ora, ok, guardiamo l'area di donna. Guardiamo l'area di donna. Ok, una partita online, quindi questo bluff non funziona. Però, ok, alfiere di 2. E l'alfiere si è interposto, ha parato il matto. Però c'è sempre un piccolo problema nella posizione bianca. So che il problema può essere che potremmo giocare torre di 4 e tutta la sua posizione un po' sovraccarica. Torre di 4. Ora attacchiamo la donna che difende l'alfiere e la torre. Abbiamo davvero pochi secondi, però l'incremento potrebbe salvarci ancora una volta. E sì, sembra che stavolta abbiamo attaccato troppi punti, no? Stavolta i nostri pezzi, vedete, abbiamo guadagnato materiale, poi abbiamo attivato i pezzi e con i pezzi più attivi è difficile difendersi. Pezzi più attivi, materiali in più, ora la scelta è triste perché devi difendere tutto. Cosa farà adesso? Una scelta complessa. Probabilmente lui adesso farà di tutto. Ah, abbandonato. Sì, abbandonato perché se gioca donna H3 per provare ad attaccare, donna per B1 scacco, donna per E4 e vinciamo. Qua non ha provato a resistere perché diciamo che avendo noi l'incremento sarebbe un'impresa piuttosto ardua. A questo punto, per provare a divertirci, proviamo a fare, e adesso sarà un suicidio perché, no, non volevo fare un'altra partita a 5 più 5, ho sbagliato, non diamola. Volevo fare una partita più veloce, proviamo a fare una partita a 1 minuto più 1 secondo. Si chiama partita bullet, partita a proiettile, bisogna essere veloci come un proiettile. Questo è un piccolo esperimento, tanto per concludere, per vedere se... Ok, e 3, ok, proviamo a sviluppare i nostri pezzi veloci. Adesso ogni mossa sviluppare un pezzo, dobbiamo essere velocissimi. Ora lui si sta sviluppando, anche noi lo facciamo. Ora tutti i pedoni ad attaccare il centro, C per D. Ok, ora catturiamo un altro pedone. Donna per 3, cavallo C6. Ora torre 1, a questo punto bisogna tirare fuori i pezzi, alfiere G4. Cerco anche se è una partita bullet,
cerco di seguire tutti i principi. Ok, cavallo G5. A questo punto giochiamo cavallo D7. Proviamo a migliorare i nostri pezzi. Facciamo una piccola... Ok, cavallo E6. Il nostro avversario probabilmente sta sentendo anche lui la pressione del tempo. I regali, come i regali si accettano, come vi dicevo, credo nel materiale. Donna per E6, F per E6. Ora sto un po' esagerando. Torre per E6 non attacco. Cavallo C5. Sì, le ristrettezze di tempo a volte possono portare a commettere imprudenze. Sì, diciamo che in questo caso abbiamo l'elo piuttosto basso e quindi più basso rispetto ad altre cadenze, perché non ho mai giocato un minuto con questo account, quindi l'avversario è a un livello meno alto rispetto agli altri. Ok, adesso abbiamo cambiato dei pezzi, a questo punto il re è debole, il re non ha la colonna, quindi la donna deve unirsi all'attacco. Qual è il modo più facile per portare la donna in attacco lungo questa diagonale? Quindi giochiamo donna B6. Donna B6 scacco e a questo punto la donna, la torre si sono uniti per creare un attacco impenetrabile. Il suo re ormai è caduto, a questo punto catturiamo l'alfiere. Ora dovrebbe essere tutto a posto. Ora muoverà il re, suppongo, ma dopo che muoverà il re seguirà la mossa torre F1 e scacco matto. Scacco matto, 2 secondi rimasti, però un lieto fine. Sì, avete visto che... ok, poi bisognerà aumentare l'elo anche con questa cadenza e giocare a un minuto un po' modalità videogame. Era solo per farvi vedere una partita così, abbiamo cercato di mantenere il controllo. Diciamo che lui probabilmente ha sentito fin da subito la pressione del tempo e ha commesso subito degli errori e dopo con il vantaggio di materiale abbiamo potuto giocare tranquilli. Però poi quando la concorrenza aumenta e gli avversari saranno più tosti, vedrete se giocheremo partita un minuto, vedrete delle situazioni dove bisogna muovere pur di non perdere per tempo, meglio fare una mossa oscena pur di non perdere però. Questo è un altro tipo di gioco. Spero che le partite entrambe le cadenze vi siano piaciute. Quella a 5 minuti più 5 sicuramente è più utile dal punto di vista tecnico, il livello anche più alto. Avete visto la difesa Benoni in azione e niente, alla prossima, è stato un piacere di nuovo. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!